Buonasera a tutti, eccoci di nuovo alla diretta del venerdì sera alle 20:30. Ho sgarrato di qualche secondo, però sono qua, sono qui per voi. Dunque, eh, se, ehm, se vi fa piacere rispondo a una domanda gratuita con le mie amiche Sibille, queste 52 anime chiacchierine. Mentre aspetto che vi colleghiate qui con me, vi ricordo quali sono gli appuntamenti della settimana e anche l'appuntamento anche di domani, che alle 16 abbiamo nel canale YouTube del Marietto Veneziano, dove sarò al suo fianco, anche se a distanza. Poi mi faceva piacere mostrarvi di nuovo la collanina, che mi sono dimenticata di tirar fuori prima, ma comunque eccola qua. Bene, allora, lunedì sul canale Telegram Magici Arcieri Bertoldini, gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, alle 20:30 fino alle 21:30 siamo insieme, facciamo una serata dove trasmettiamo appunto degli insegnamenti di materia esoterica. Ovviamente in questo sono coadiuvata dal Marietto Veneziano e dalla Milas, che è insostituibile collaboratrice, fedelissima veramente da tanto tempo. Senza di lei non potremmo aver raggiunto appunto questi risultati. Il martedì e il venerdì la diretta su questo canale, come già sapete, dalle 20:30 alle 21. Tutte le sere il Muro di Fuoco a protezione dell'Italia. Il mercoledì sera tra le 20:30 e le 21 siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano e, come vi ripeto, domani alle 16. Ma visto che ci sono già degli amici, cominciamo a salutarli. Perla, ciao, Giada, Marietto, Claudia, Nora, Tiziana, Fiorella, Antonio, Angela, Maurizio, Antonio e l'altra Tiziana. Benvenuti, bentrovati. È un piacere sempre per me, spero che lo sia anche per voi, stare un po' in compagnia della Hilde. Allora, cominciamo dunque con le domande. Abbiamo la domanda di Nora. Vorrei sapere come andrà la mia relazione con Giacomo. La mia data di nascita è 2 giugno 2003, la sua 30 luglio 2001. Allora Nora, vediamo. Intanto è un bel nome, molto originale. Ah, è caduta questa carta, eh? Direi che al momento grande entusiasmo e forse è anche una relazione non di lungo corso, sarà iniziata da poco. Adesso vediamo cosa ci dicono le Sibille. Lo slancio c'è un grande sentimento, vediamo un po'. Allora, Nora, partiamo dall'inizio. Dunque un incontro quasi, diciamo, che è una riuscita. Forse o lui ti ha corteggiato a lungo o tu da tanto tempo lo avevi, diciamo, preso d'occhio. Insomma, comunque qualcuno eh, che non lo so, vedo che c'era della malinconia, o vi siete conosciuti in un momento in cui uno dei due non era proprio felicissimo, probabilmente tu, visto che sei la persona consultante in questo momento, e l'incontro con lui si è rivelato una cosa molto bella, molto anche emotivamente forte, ma anche solida, grande intimità e solidità. Al momento c'è sì il sentimento, forse ancora, chiaramente anche per via dell'età che avete, è possibile che il sentimento sia ancora, come dire, acerbo o comunque vissuto con leggerezza, ma c'è volontà di fare le cose serie, di fare le cose con quella
dedizione, con quella anche lungimiranza, no, nel tempo. Allora, uno dei due comunque si prende cura dell'altro, comunque ha bisogno di maggiori attenzioni e maggiori cure. Devo dirti che nel prossimo periodo comunque è possibile che ci sia un non dico un'ostilità, ma un'intromissione probabilmente da parte di una persona più grande che forse non vede di buon occhio questa unione. Ci sarà un po' di chiacchiere, qualche pettegolezzo e forse qualcuno che si intrometterà davvero. Purtroppo vedo qualche sospiro e il dispiacere forse dato da una qualche notizia non proprio piacevole, però non vedo la rottura. Qualche allontanamento forse sì, qualche momento di incomprensione sì, ma una rottura no. Comunque vi vedo abbastanza, cioè ci sarà qualche problemino, ecco, in futuro, non è che sarà tutto liscissimo, però il sentimento c'è e devo dire anche bello, pieno di slancio. Andiamo avanti, vediamo quali sono le prossime domande. E ci sono anche altri amici, Giuseppina, Marina, Blue Moon, Maria, Giovanna, li saluto tutti e poi torno indietro. Manuela, Scudo Energo, Angela, Sara e beh, Nora che mi ha ringraziato. Ok, benissimo. Allora, intanto ciao a tutti gli amici che ci hanno ancora raggiunto e cominciamo con la prossima domanda che devo trovare. Eccolo qua, Maurizio Antonio. Vorrei sapere, migliorerà la mia economia? 16 agosto 70. Allora, vediamo come andranno un po' le cose da un punto di vista dell'economia. Vediamo, Maurizio. Ecco qua. Sei in attesa di qualcosa di valido, vediamo un po' cosa succede. Allora, io a mettere le carte dritte proprio sembra proprio che io non ci riesca. Dunque, beh, effettivamente capisco, perché sei tanto preoccupato, perché ci deve essere stato qualcosa di molto grosso nel passato, probabilmente o hai perso il lavoro oppure c'è stato un grande stop. Vabbè che in questo periodo un grande stop l'abbiamo vissuto praticamente tutti, però questa è una cosa che ovviamente ti ha dato molti pensieri, anche perché è probabile che qualcuno avesse cercato di avvisarti, di non trascurare o di non, come dire, di non sprecare delle opportunità e che però purtroppo a quanto pare poi qualcosa è andato storto con svariati ostacoli e l'allontanamento, la lontananza da un qualcosa che comunque dal punto di vista lavorativo era una sicurezza o un progetto o comunque un lavoro. Dunque adesso vedo effettivamente che sei un po' dispiaciuto, ma attenzione, o che comunque riceverai o hai appena ricevuto o l'hai ricevuta appunto in tempi molto recenti, una notizia che non ti ha fatto fare i salti di gioia. Comunque ti vedo capacissimo, sei pieno di entusiasmo, appassionato, probabilmente c'è un lavoro che ami fare e che ti vedo fare, ecco, forse anche con l'aiuto di una persona con la quale avrai un colloquio e che riconoscerà il tuo valore e le tue capacità e saprà collocarti al posto giusto. Dunque, a livello lavorativo vedo proprio un cambiamento, cioè si va a chiudere completamente un capitolo e la possibilità appunto di fare, scusami, vediamo se riesco a farti vedere meglio qua, c'è proprio un colloquio tu per tu con qualcuno che ti ascolterà e avrai una sorpresa, una concretizzazione. Dunque vedo un cambiamento dal punto di vista lavorativo,
probabilmente interromperai completamente col passato e ci sarà più di un'opportunità, qualcuna non sarà proprio, vedi la carta della gelosia, probabilmente ci sarà qualche problematica a livello emotivo, qualcosa di forte, qualcosa, sai, la gelosia non è solo la gelosia, può essere anche qualsiasi sentimento viscerale che è difficile da gestire, ma che ti invita comunque alla calma, attento a non compiere qualche errore, c'è la leggerezza dietro e dunque la possibilità di lasciarsi trascinare in qualche gesto impulsivo che poi magari ci porta a qualche pensiero. Però per quanto mi riguarda le carte sono positive, vedo un cambiamento, solo non fare cose impulsive, non lasciarti prendere da questioni di pancia, ragiona, pensaci su, è l'invito delle sibille. Andiamo avanti. Claudia. Allora, 14 aprile 72, Claudia, se mi fai ancora una volta questa domanda ti banno. Se non è il martedì è il venerdì, è sempre questa domanda. Gli facciamo fischiare le orecchie a sto Cristo? Vediamo un po'. Va bene. Riavranno una relazione intima. Ridi però, sto scherzando, lo sai che ti voglio bene. Allora, 11 aprile 72. Claudia e Daniele. Beh, allora, qualche comunicazione dove uno dei due accusa l'altro è possibile. Vediamo intanto. Allora, Claudia, discussioni, incomprensioni, qualche pianto, probabilmente anche un blocco dovuto alla presenza di un qualcosa che c'era già di lungo corso e dunque ha portato comunque ad avere appunto queste emozioni forti. Abbiamo visto nella stesa prima la carta della gelosia, ma anche in questo caso, essendo una domanda basata sui sentimenti, anche veri e propri momenti di gelosia che possono aver portato delle problematiche, delle difficoltà, però sono successe, cioè sono avvenute successivamente alla sensazione, alla percezione che qualcosa si sia bloccato, che qualcosa si sia fermato. E forse è stato il non capire cosa stesse succedendo a creare delle emozioni forti. Al presente, guarda, credimi, che io vedo ancora comunicazioni, vedo ancora comunque un sentimento, anche se sembra tutto un po' più orientato sull'amicizia, ok? Però il sentimento c'è e non lo vedo andare via dalla tua vita, non lo vedo uscire, però vedo che ci sarà di nuovo un incontro intimo che ti piaccia oppure no, qua lo vedo, però che porterà ancora delle problematiche emotive, non sarà un qualcosa che vivrai poi dopo averlo fatto in modo spensierato, ma ti porterà abbattimento morale. Questo perché in fondo c'è una specie di competizione con una donna più giovane, è un segreto, vedi? E questa è una cosa che ti peserà, perché purtroppo la condizione è questa, Claudia. Questa è la condizione che ti mette in questa situazione. Dunque pensaci, però sì, io secondo me, da quello che vedo nelle carte, è possibile. Andiamo avanti. Allora, Giovanna. Giovanna, carissima Hilde, vorrei chiederti per una causa di lavoro che si terrà il 20 maggio in favore di Pietro, 29 settembre 68. Allora, sì, Claudia, la tua data la conosco a memoria, non ti preoccupare, ormai anche quella di lui. Allora, vediamo Giovanna.
Mm. Sì, intanto è caduta questa carta, di nuovo stasera è la serata di questa carta qua. Allora, vediamo un po', dunque sì, ci sarà sicuramente l'udienza perché si tratta sempre di un incontro, quella carta ci parla sempre di qualcuno che si va a incontrare o perché un colloquio o perché una relazione o perché in questo caso l'udienza dunque. Oh, stasera le carte volano. Era la carta del dottore questa, se interessa. Allora, vediamo un pochino. Pietro, 29 settembre 68, la causa del 20 maggio. Eh, è difeso bene lui. Allora, questa causa intanto nasce da qualche situazione di attrito o comunque qualche colpa che hanno attribuito a Pietro, ehm, perché la carta della prigione ovviamente può avere il significato anche di vera e propria prigionia, dove dovesse essere il contesto giusto, ma è anche chi sta espiando una colpa. Dunque lo avranno accusato probabilmente di un qualcosa vedo però che lui appunto dovrà difendersi e sicuramente ha visto allontanarsi o il lavoro o comunque è possibile appunto che lui abbia dovuto allontanarsi dal lavoro. Comunque vedo difficile che lo stia continuando quel lavoro lì o che comunque sono sfumate delle cose, sono cambiati certi contesti, non certo per volontà sua, ma anche per una sua compartecipazione. Al presente, per quanto riguarda questa causa, vedo che è molto preoccupato perché non ha informazioni chiare. È come se un giorno dicessero così, un giorno dicono cos'ha, cioè questa cosa gli dà dei pensieri, però come ho visto già il taglio, lui è difeso bene, qualcuno sta facendo veramente il suo lavoro, e vedi che c'è il domestico con la fedeltà, dunque chi si occuperà di lui c'è. E ti dirò di più, le carte dicono anche che proprio per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, in futuro verrà avviato, o comunque per questa causa in particolare, verrà avviato appunto qualcosa di nuovo e che sarà un correttivo, qualcosa che andrà a sanare una situazione. È possibile dunque che o si parli di accordo in questa udienza o che comunque sarà positiva, ok? Attenzione però, questa carta qua invita sempre alla prudenza, questa che è comparsa. È un invito alla prudenza, a non sottovalutare in questo caso la controparte, a non sbottonarsi troppo con leggerezza, dunque a non sottovalutare nulla, ok? L'esito comunque ci parla di una consolazione, anche se dovreste valutare bene di cogliere un'opportunità, non la trascurate perché si rischia poi di provare comunque qualche abbattimento, qualche pentimento. Comunque non è negativo l'esito. Questo 20 maggio sarà favorevole per lui. È comunque ben difeso. Andiamo avanti. Spero di averti risposto, Giovanna, per quello che posso aver inquadrato. Dunque, allora, Blue Moon. Se posso vorrei chiedere come andrà la stagione lavorativa. Gestisco un bar di mia proprietà. Vista la situazione sono proprio curiosa, grazie. 15 maggio 83, Martina. Sappi che è particolare la situazione perché se ne sentono, ma
hanno fatto su una... vabbè, hanno fatto quello che pensavano fosse meglio, ma da un punto di vista così pragmatico, non tantissimo. Allora, vediamo però, vediamo come andrà la stagione con il bar per Martina, 15 maggio. Beh, insomma, la notizia di un cambiamento sicuro, che è proprio in arrivo, una comunicazione, magari la riapertura può anche essere che venga autorizzata prima dei tempi, prima di quanto possiamo immaginare. Allora, certo c'è qualche bella difficoltà, perché intanto partiamo dal presupposto che è stato proprio come, l'hai vissuto un po' come un colpo basso, non te l'aspettavi, ma veramente non se lo aspettava nessuno, però io ovviamente sto analizzando quelle che sono le carte per te, la stesa per te. Penso che tu abbia avuto modo di parlare anche con qualche persona amica che magari ha anche come dire, delle competenze, forse un consulente del lavoro, un commercialista, una persona comunque che per te è più di un consulente, è proprio una persona amica, che ovviamente ti ha dato dei suggerimenti, forse anche un'idea interessante è nata, l'idea di una collaborazione, non so se con questa persona in particolare, ma può essere nato appunto un qualcosa, ma questo nel passato recente. Dunque si tratta di essere determinati e di porsi un obiettivo. Al presente, certo, c'è ancora qualche ostacolo legato alla fortuna o comunque che va a colpire un po' l'aspetto della fortuna, però ti vedo solida, non ti vedo vacillare, sei, veramente sei sostenuta e anche ben piazzata, cioè tu il tuo lavoro lo sai fare, gli hai dato una bella struttura. Ora, sì che comunque sul lavoro qualche dispiacere lo vedo, probabilmente qualche notizia non ti farà proprio impazzire e un po' ci sarà la nostalgia per i tempi che abbiamo purtroppo alle spalle e che non torneranno tanto facilmente. Però nonostante ciò, se sarai molto diligente, anche dura, un po' accorta e giudiziosa, ti vedo raccogliere delle consolazioni, nonostante il periodo che andremo a fare. Comunque è un periodo che magari stenterà un po' all'inizio, però ci sarà poi un cambiamento così alla chetichella e poi delle consolazioni. Guarda che queste carte sono bellissime alla fine, niente di scoppiettante, esageratamente eclatante, però piano piano, piano piano, piano piano, un colpo qui, un colpo lì, e un colpo di genio che tu avrai delle belle consolazioni. Dunque sarà un percorso che crescerà lentamente, con qualche piccolo colpetto all'inizio, ma poi ti vedo andare crescendo. Allora, rispondiamo adesso che ho dato un colpo di mouse e figuriamoci se non capitava. Abbiamo Angela. Allora, vorrei sapere se il lavoro che ho mollato per la quarantena riprenderà e sarà il lavoro giusto. Avevo iniziato da poco. 19 novembre 66. Vediamo Angela. Vediamo un po'. Angela e il lavoro, 19 novembre 66. Forza civile. Beh, il taglio è incoraggiante, l'arrivo di qualche consolante notizia.
Allora, da quello che posso vedere nel tuo passato, hai colto un'occasione, probabilmente che coinvolge anche una figura a te amica, ma che adesso si è allontanata. Non so se si è allontanata l'amicizia o l'occasione, in ogni caso c'è questo senso di allontanamento, come se si sia persa un po' la coesione, no? Oppure un pochettino il progetto che uno aveva è andato un po' allontanandosi, ma eh, comunque questo inizio che hai avuto, questa cosa, sembrava essere partito piuttosto bene. Ora al presente ehm, penso che con difficoltà non riparte nell'immediato. Tu non hai assolutamente perso l'entusiasmo, però sei un po', come dire, un po' malinconica, un po' ti stai facendo qualche domanda. Non vedo abbattimento, però questa è una cosa positiva, almeno non in questo frangente. Ti vedo un po' pensierosa, soprattutto nei confronti del passato e nello stesso tempo sei tra la malinconia e il progettare qualcosa di nuovo. Anche se appunto ci sono delle preoccupazioni con le quali ti dovrai confrontare, perché appunto è uscita questa carta qua che parla di emozioni non razionali, e che dunque sono collegate proprio all'avvenire, no? Ora, nel prossimo periodo, guarda che ti rivedo partire, dunque non è immediato, ma mettiamo fra un paio di settimane, diciamo così, ti vedo di nuovo partire e sarà una partenza di nuovo molto, molto bella, con una bella conferma. Dunque, la conferma che sì, sei sulla strada giusta, ma vedo anche che un rapporto, un qualcosa che c'era già, viene a presentare una specie di conto, ok? E questo ti porterà a un po' di abbattimento morale. L'esito comunque prevede una chiusura, una chiusura col passato, ok? Mentre ci saranno un po' di alti e bassi, qualche notizia contrastante, probabilmente dovrai prendere una decisione o per amore o per forza, perché comunque qualcosa verrà a rompere. Però per quanto riguarda il lavoro, mi sembra che sei sulla strada giusta. Quelle che vedo sono più difficoltà legate a una situazione pregressa. Ecco, questo è un po' il senso. Bene, carissimi amici, sono le 20:59, dunque ho pochi secondi per ricordare a tutti il muro di fuoco che sta per cominciare, però io ho qui il cronometro. Oh, vuoi il codice? Tieni il codice. Dunque, il cronometro, stiamo per cominciare dunque il conto alla rovescia dei 5 minuti, durante i quali appunto faremo questa meditazione. Vi invito ovviamente a compartecipare e insomma questo è un bel progetto che stiamo portando avanti da un po' per la difesa dell'Italia. Dunque per chi volesse farlo e non sa di cosa sto parlando, si vada a vedere il video, il tetragramma per la difesa occulta o una cosa del genere, adesso non mi ricordo precisamente il nome di questo video, forse il pentagramma, ecco, cercate questo. Bene, abbiamo, via, cominciamo. Yod He Vav He. Adonai. He He Ye. Agla.
Eccoci qui, i 5 minuti sono trascorsi, dunque abbiamo completato anche per questa sera il muro di fuoco. Sono ovviamente spiacente di non essere riuscita a rispondere a tutti, vi ricordo che rispondo in ordine di arrivo, dunque prima vi collegate al canale e prima e più possibilità ovviamente avete di essere soddisfatti e di ricevere la risposta. Dunque mi raccomando, vi aspetto personalmente su questo canale martedì alle 20:30, altrimenti domani sarò ospite del Marietto Veneziano alle 16 sul suo canale YouTube. Dunque anche da lì vi possiamo dare la risposta che non avete ricevuto questa sera, non avrete che da iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, iscrivervi anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e seguirci, che saremo comunque con voi nel limite del possibile. E mi raccomando, se volete un consulto privato, sappiate che un consulto con me ha una durata di 1 ora e un costo di 20 euro. Dunque potete tranquillamente prenotare la vostra seduta se avete interesse appunto di ottenere delle risposte. Io non ho un limite di domande, l'unico limite è ovviamente il tempo, perché mi devo organizzare ovviamente con gli appuntamenti. Questo è quanto. Vi ringrazio ancora moltissimo, allora mi raccomando, vi aspettiamo domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e tutte le sere alle 21 sul gruppo Magici Arcieri Bertolini di Telegram per il muro di fuoco, lunedì alle 20:30 fino alle 21 sempre sul gruppo Magici Arcieri Bertolini di Telegram abbiamo appunto questo incontro gratuito, il gruppo è gratuito, tutto quello che insegniamo all'interno del gruppo è gratuito, come molte delle cose che abbiamo donato fino ad oggi, il Marietto Veneziano ed io. Dunque ovviamente potete accedere liberamente se vi fa piacere. Bene, allora ci vediamo domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata. A presto.